Questo per dire cosa? Per dire chiaramente che stiamo già pensando a quello che dovrebbe accadere ad ottobre o comunque in questa stagione prossima, autunnale, invernale, dal lato delle misure sul patto di stabilità, che sono oggi estremamente cogenti, che diventano addirittura quelle le vere e proprie misure che non consentono ad un'amministrazione comunale di avere la propria autonomia decisionale, perché noi comunque gli atti di indirizzo li abbiamo assunti, abbiamo detto come finanziavamo una serie di investimenti, abbiamo detto come intendevamo destinare l'avanzo di amministrazione per gli investimenti, e l'idea dell'amministrazione le ha chiare. Sta cercando però a questo punto di trovare anche soluzioni alternative dal punto di vista degli strumenti finanziari del sistema per riuscire a liberarsi il più possibile da queste catene dal 2011 in poi, perché comunque nel 2010 avremmo dovuto rispettare il patto per l'altro aspetto di cui facevo cenno prima, e quindi stiamo esplorando soluzioni legate al leasing finanziario per il settore pubblico, stiamo chiaramente esplorando tutto quel settore strategico degli accordi pubblico-privato e di partenariato che fanno parte integrante del piano di interventi e delle scelte che sono state fatte su determinati ambiti. Abbiamo chiaramente ancora in corso tutta la partita relativa alla cava Morganella, quindi anche quella è un'attesa sotto diversi aspetti che comunque colgono anche una ricaduta qualora fosse dato un semaforo verde sul bilancio dell'ente e poi anche sul bilancio chiaramente del territorio. E quindi da questo punto di vista cerchiamo di essere un'amministrazione dinamica che non si limita a prendere atto di quello che sta accadendo, ma che cerca soluzioni alternative. Oltre a cercare di valorizzare il patrimonio, in particolare confermando l'affidamento della gestione delle infrastrutture sportive alle società e associazioni sportive con un nuovo approccio che faccia in modo che le società, oltre che assumersi gli oneri che erano già stati previsti illo tempore, quando inizialmente per la prima volta nel 2003 vennero affidate queste gestioni, ma cerchino di farsi carico anche di taluni investimenti, con l'amministrazione comunale a fare da copertura, diluendo peraltro il proprio intervento e concorso finanziario. Quindi responsabilizzando anche questi soggetti non solo nella gestione ordinaria, ma anche nella gestione che possa apportare migliorie alle nostre infrastrutture. E questa è la novità che introdurremo con le prossime convenzioni. Da questo punto di vista anche responsabilizzare coloro i quali oggi utilizzano spazi comunali. Non è più pensabile che ci siano spazi assegnati gratuitamente, indipendentemente da ogni compartecipazione alla spesa. Deve esserci un passaggio che ci porta verso quantomeno una compartecipazione alle spese di gestione da parte di chi ne fruisce, perché poi non si tiene conto che i contributi comunali, oltre che essere diretti, sono anche figurativi e indiretti, perché dare certi spazi del comune, oltre al costo opportunità, ne abbiamo anche un contributo in termini gestionali e più i contributi ordinari che poi eroghiamo alle associazioni. Quindi stiamo cercando insieme a loro di trovare un punto di ricaduta comune, un punto di intesa, affinché ci sia una compartecipazione anche da parte loro alla gestione del patrimonio e degli spazi che vengono assegnati. Stessa cosa stiamo pensando per quanto concerne il verde pubblico, con la ricerca di soluzioni analoghe a quelle del trasporto amico, il verde amico, quindi pensando di coinvolgere volontari e persone che si dedichino alla cura e al proprio ambiente, perché ormai questo è l'ambiente di tutti. O diamo una risposta globale, istituzioni, imprese, famiglie,
alle esigenze che abbiamo, oppure diventa oggi gioco forza sempre più difficile per l'amministrazione comunale essere depositaria di risposte che sempre più difficilmente può essere in grado di dare a determinati standard, fino a quando vedremo nascere questi famosi costi standard di cui siamo molto curiosi di capire come verranno costruiti, perché dai costi standard poi si sente parlare di fondi di perequazione, fondi di equilibrio, fondi di solidarietà, saranno più fondi che costi standard. A un certo punto andremo a vedere quale sarà la forza, soprattutto da parte dei territori più virtuosi nei confronti dei territori spreconi, in questa partita che è una partita epocale, ma che voi capite è una partita sulle cui resistenze non si può fare a meno di sottolineare come saranno forti. Oggi il bilancio chiaramente riflette anche alcuni passaggi che abbiamo fatto a livello amministrativo e soprattutto le politiche verso la famiglia, che sono state oggetto anche di un duro botta e risposta sulla stampa locale anche da parte mia, dove siamo intervenuti sui buoni mensa, perché abbiamo portato sostanzialmente l'applicazione di un concetto molto chiaro. Tutte le famiglie buono mensa se lo pagano, perché prima c'era un concorso finanziario storico, inutile andarlo a datare, che è continuato nel tempo e che peraltro sostanzialmente era come se fosse un contributo a pioggia. Noi abbiamo bisogno di aiutare oggi chi effettivamente ha bisogno. L'unica eccezione che abbiamo fatto a questa regola come amministrazione comunale è il buono ai primi nati, che da sempre consideriamo un benvenuto alla vita e non un sussidio o un aiuto. Dopodiché nella politica verso la famiglia, che certo non può ridursi a buono o mensa, trasporto scolastico sono rimasti invariati, il tempo integrato è rimasto invariato, il nido è rimasto invariato nonostante ci sia un deficit eccellente nella gestione. Il servizio è eccellente, ma il deficit è altrettanto eccellente. E d'altro canto lì bisognerà pensare sicuramente ad un confronto molto attento sulle prospettive gestionali della struttura, pur salvaguardandone il patrimonio di competenze e il patrimonio di servizio. Ma tutto oggi comunque deve essere attentamente analizzato all'interno del bilancio dell'ente locale. Basti pensare che la crisi ha portato a 4 nidi a Treviso alla chiusura, il nostro nido comunale fa fatica a fare tutti gli iscritti, le rette sono comunque rette abbastanza calmierate, se non molto calmierate rispetto ad altri comuni. Basti pensare che la nostra retta massima può arrivare a 480 euro, il paese arriva a 670 euro. E sono rette che competono tranquillamente col Ponzano Cidre, ma il Ponzano Cidre è diventato una sorta di competitor un po' particolare, perché può garantire la continuità didattica, cosa che il nostro nido non ha per definizione, perché è solo un nido. Lì invece abbiamo un nido e scuola materna, e capita che alcuni genitori durante l'anno scolastico si libera un posto a Ponzano Cidre, cancellano l'iscrizione del figlio al nido comunale, lo portano a Ponzano Cidre per garantirsi quella continuità. Ecco perché abbiamo pensato di interessare quello che è uno dei nostri interlocutori sul territorio, che sono le scuole materne parrocchiali, quantomeno per dare una priorità d'accesso alle scuole materne parrocchiali a chi conclude insomma il percorso al nido comunale. Questo perché può garantire la tenuta della continuità di questo servizio. D'altronde la crisi lascia a casa le mamme, si tengono a casa i figli, al costo della retta mensile si cercano soluzioni alternative magari ad ore, eccetera eccetera. E ricordo che cito l'asilo nido perché nella nostra realtà l'asilo nido ha 8 dipendenti
lasciamo stare che siano in parte part-time, in parte a tempo pieno, comunque 8 dipendenti su un totale di quanti segretari in comune? Su 60 dipendenti, insomma circa 60 dipendenti, abbiamo circa un 12-13% della forza lavoro che è dedicata a questo tipo di servizio. Quindi un servizio estremamente significativo da un punto di vista dell'impatto che ha sia sul territorio e sia anche su alcune considerazioni che stiamo facendo. Detto questo, poi agli atti depositati tutte le relazioni dei singoli comparti, rispetto alle quali poi credo che gli assessori di riferimento sono a disposizione per i chiarimenti che saranno richiesti. Grazie.